E poi la domanda che ti fai: perché hanno cercato su di te? Cioè la domanda che ti devi fare alla fine non ha nessun senso secondo me che lo facciano, però evidentemente alcune informazioni fanno gola e quindi magari vengono utilizzate in maniera sbagliata. Stupore, amarezza, ma anche inquietudine. Questa è la reazione di Walter Bertin, fondatore di Labomar e vicepresidente di Confindustria Veneto Est, tra gli spiati eccellenti finiti nel mirino di una ramificata organizzazione criminale dedita al mercato nero dei dati sensibili, un vaso di Pandora scoperchiato dalla Procura di Napoli che in Veneto ha messo sotto indagine una società di Verona e i direttori di 2 uffici postali nel Bellunese, ma gli indagati in tutta Italia, tanti dipendenti pubblici, sono almeno 85. Per Bertin bisogna interrogarsi sul loro ruolo e funzioni. È così facile accedere ai dati sensibili? Quello che mi preoccupa e mi stupisce è che questo tipo di ruolo abbia la possibilità di accedere a delle informazioni così importanti, che ovviamente sono tutte ufficiali perché sono, diciamo, legate all'Agenzia delle Entrate piuttosto che a qualcos'altro, ma immagino anche dati sanitari o cose di questo genere, ma che ovviamente non devono essere dati pubblici. Quello che è certo è che sono migliaia le vittime, difficile quantificarle, stimato oltre 1 milione di accessi abusivi alle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema SD. Lo stesso Bertin è in uno degli elenchi dei profili spiati scansionati a campione dagli investigatori. Con lui, tra i tanti, anche Claudio De Nadai, sempre del CDA Labomar, l'ex portiere dell'Inter Alex Cordaz, originario di Cordignano, l'attrice e showgirl veronese Lori Del Santo. Uno può essere indifferente e dire: "Vabbè, tanto non c'è niente da scoprire, siamo trasparenti", però capire il perché viene fatto, insomma dai, non è una cosa così bella. Anche perché, sottolinea Bertin, qualcuno nel marasma generale sta confondendo indagati e vittime, un cortocircuito che va stroncato sul nascere. L'imprenditore trevigiano trova però il modo di strammatizzare. La cosa bella è che appunto, ripeto, sono insieme a Lori Del Santo, al portiere dell'Inter, io sono interista, Lori Del Santo è una bella donna, tutto qui.